Dico buono? Ok, vado sempre di 4 che è la mia preferita. D'ora in poi andiamo di 4 anche perché bisogna giocarsela bene qui con questi avversari temibili, assolutamente temibili. Ok, ci facciamo un bel sistemino colle che non delude mai. Cioè, avete mai visto qualcuno che è stato deluso da un sistemino colle, ragazzi? Io non ne ho mai visto uno, onestamente. Poi ognuno dica quel che dica, io rimango della mia opinione, che non sono mai stato deluso dal sistemino colle. Allora, Chidringo, adesso mi hai lasciato bene questa spinta qui di rottura, che ti farò praticamente immediately. Tac. E quindi te la faccio. Prima che tu mi faccia qualsiasi cosa. Tac, tac. Si minaccia anche la spinta su E5 con attacco doppio. E beh, allora adesso questa è proprio servita e riverita. Ok, super mega H4. H4. Ma siccome non posso permetterti questa spinta, mi costringe a catturare. Catturare torre 1 minacciando questo punto debole e cercando sempre di fermare la tua avanzata inesorabile, caro amico, caro amico. Sì, dai, te la gioco. C'ho la donna un po' intrappolata, dovrei giocare subito questa. Tu vuoi venire qui con la donna o vuoi venire qui? Scordatelo, amico Fritz. Ok, faccio già il pre-move di pedone, sono sicuro che catturi. Ora bisogna capire dove metti questo cavallo. Lo metti qui, c'è cavallo F3. Esattamente. Esattamente, che tiene questo punto, cavallo G5, indebolimenti vari, cavallo qui non si può, donna qui, e vabbè dai, troveremo un modo per uscire ragazzi, troveremo comunque un modo per divertirci e uscire da questa situazione. Questo. Torre, cavallo, alfiere, sacrificio di alfiere. Allora, intanto facciamo una cosa carina. Tac, tac, sacrificio, donna qui. Allora, impostiamo qualcosa di caruccio. Senza perdere troppo tempo. Possibilmente. Se poi proprio non ce la possiamo fare... Niente, non mi viene in mente nulla. Potrei pensare a un sacrificio lì, ma onestamente non ti so dire se è buono. Beh, intanto muoviamo. Donna C1, sacrificio qui, tac tac, donna qui. Vabbè dai, sicuramente sarà buono. Adesso non è che posso calcolare tutto, ma sarà sicuramente buono. Ecco, se con questa donna qui un po' di meno. Con questa donna qui un po' di meno. Niente, vediamo un po' come aumentare l'attacco qui. Qui c'è l'attacco su questo punto. SOS sono in mancanza di idee. Sono in mancanza di idee concrete. Qualcosina ci inventiamo, ragazzi. State tranzolli. A parte potrò giocare cavallo qui, cattura qui, cattura qui. Io sai che te la gioco. Anzi, adesso è anche più efficace.
Scoperta su donna, scoperta sulla mia donna, premove di torre sulla mia donna e adesso cadrà uno di questi punti, cade anche questo, con attacco qui però, meno male che c'è la mia torre che ci pensa sempre. E ora però se perde questo pedoncino è importante, perché sembra che sia un pedoncino e basta, in realtà è molto di più, è molto di più. Ok, con questo cavallo andrei tipo qua. Boh, devo capire dove vai col cavallo. Questo pedone lo potremmo anche salvare onestamente. Se va qui col cavallo, dopo sarà costretto a giocare una mossa di questo tipo per difendere questo pedone. Sto qui lo potrei difendere, non mi sta antipatico, però creiamo un po' di squilibri, va? G3 immediately. Ok, niente, torno qua. G3 immediately, niente G3, niente G3, sei proprio sicuro di voler fare questa mossa? Ok, qui c'è un pedone passato, ma adesso lo blocchiamo in qualche modo, non vi preoccupate che il modo lo troviamo. Potrei spingere, no, che vuoi spingere? Che vuoi spingere? Facciamo così. Facciamo così. Ok, facciamo così. Attenzione al time, attenzione al time. Attenzione al time. Devi sdoppiare le torri, amico mio, devi sdoppiare le torri. E ora ci giochiamo anche questa. Ah, che due balls. Che due balls. Adesso raddoppio io le torri, ti spingo su F5 subito. Ok, 27 secondi, ammetto che non sono tanti, ma non sono neanche pochi, il giusto per fare un po' di cosine. Attenzione. Cavallo contro Alfieruccio, cavallo contro il Fieruccio, bel finale, bel finale. Bel finale. E ora qui ce la si gioca. Qui ce la si gioca. Qui ce la si gioca in qualche modo. Ah, c'è questa. Non l'avevo vista. Non è che si può vedere tutto in questo mondo, però c'è anche questa. Tac, credo che arrivo prima io a promozione, però me ne faccio poco perché c'è una donna. Chissà se riesco a mattarlo con re e donna. Non lo so. Non lo so se riesco a mattarlo. Ok, grazie. Quanto tempo che mi fa perdere sto cavallo? Quanto tempo che mi fa perdere sto cavallo? Ok, dai, chiudiamo sta partita che è durata fin troppo. Oh no! No! Tempo, 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 su, su, su. Non ne usciamo più. Che mossa è questa? Che mossa è? Va bene, va bene. Io capisco assolutamente le tue ragioni. Le capisco assolutamente. Cabrau 051. E siccome le capisco, facciamo così. Così su cavallo F6 non ho paura di spinte, robe varie. Adesso c'è doppio attacco qui. Questo te lo posso catturare, sì, te lo posso catturare, no, però posso spingere qui. E penso che la spinta qui... va bene, va bene, va bene, va bene. Partita strana anche questa.
Vabbè, dai, sviluppiamoci, arrocchiamo, facciamo i bravi ragazzi, come ci hanno sempre insegnato all'oratorio. Come ci hanno sempre insegnato all'oratorio. Donna B3. Ok, io vado proprio tranquillo. Arrocco, spingi, alfiere di 6. Però c'è lo scacco di cavallo. Poi c'è lo scacco di cavallo che non ho considerato. Quindi no, 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 no. Vedi che a volte muovo le mosse senza volerle muovere. Proprio una roba strana. Ya, 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 ya. Vabbè, questo te lo catturo come minimo. Come minimo. Va bene, non ci sono scoperte interessanti, non ci sono attacchi interessanti. Cavallo qui, donna deve sparire, alfiere. Ecco, questo sembra interessante. Sembra essere interessante, vediamo se lo è davvero. Sembra essere interessante. Poi c'è anche questa. Diciamo che avrei preferito completare il mio sviluppo. Da tira 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 di ta 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 ti ta ta. Dio, c'è il sacrificio qui sopra. Su questa c'è il sacrificio qui sopra. C'è il sacrifice. E quando c'è un sacrifice, amico mio, siamo tutti nella cacca. Tu dici che lo vede il sacrificio? Dici che lo vede? No, dai, mica lo vedrà. Dici che vede il sacrificio. Dici che vede il sacrificio. Questo inizia a spingere. Inizia a spingere e inizia a rompermi. No, dai, non vedrà mica il sacrificio. E fu così che lo vide. Che poi non si gioca così a scacchi. Cioè, tu non devi presupporre che lui non veda la mossa. Tu devi giocare con lui che la vede. Hai capito? Hai capito qual è la verità assoluta che sta dietro questo gioco? Ok, adesso ho tolto la communication su questa casa, quindi questo cavallo può andare anche a dormire, giusto? Anche perché non ha più case di ritirata, tolgo il cavallo, perde il cavallo. Oh, l'ha vista! Ma come ha fatto a vederla? L'ha vista, ragazzi, l'ha vista. E vabbè. Se l'ha vista non ci possiamo fare nulla onestamente, però c'è questa con questa. Dovrebbe catturare di cavallo, se cattura di cavallo catturo col mio cavallo, tolgo la donna, la metto tranquillamente qui e sto da Dio. Quindi era un sacrifice in realtà che non era molto, molto importante. Dai, su, che parto, anche sti 1200 sono interminabili. Ok, vediamo se c'è qualche scherzetto, dolcetto scherzetto qui. Ah, poi tu giocherai F3, ma io se tu giochi F3 ti catturo il cavallo. Quindi non c'è tanto da dire. Ok, adesso c'è questa però, che è veramente concreta più che mai. È concreta più che mai, scacco, non c'è problema. Ok, andiamo a attaccare un po' sta donna che onestamente c'è un po' scatamufasciato. C'ha scatamufasciato, cara donna. Voce del verbo scatamufasciare. Bella atmosfera. Vabbè, dai, questo va catturato, c'è poco da dire. C'è poco da fare i filosofi della scacchiera. Questo va catturato. Minaccio la torre, torre va qui. Tac, adesso facciamo questa. Così ci preserviamo da tutti gli attacchi frontali e gli preserviamo anche questa. Non può neanche giocare questa perché c'è la mia donna. Ti piacerebbe giocarla. Io so che ti piacerebbe giocarla, ma io ti gioco questa, proponendoti un cambio di donne. Che fai? Accetti? E mi fai entrare la torre in settima? Potentissima! E mi sa che devi accettarlo. Perché se non l'accetta, cosa succede? Dovrebbe venire tipo qui con la donna? Ha senso venire lì con la donna? Minacci il cavallo? Non lo so. Non lo so.
Tac, torre qui. Sto andandomi a incasinare, ve lo sto dicendo, sto andandomi a incasinare. Sto andandomi ad incasinare. Poi c'è torre qui, su questa. Però io mangio qui e facciamo un bel cambio. Va bene, torre qui, ti catturo qua. Con la mia di donna. Ah, il tempo, e intanto il tempo se ne va. Rira, 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 rira. Le calzarete verso già. Nararara, rira, rira. Tarira, rira, rira, rira. Dararara, rira, rira. Tatum, tum, tatam, tataratatira, diradam, chitatum. Tataru, dadadi, darira. Totam, tatato. Tataru, diru, dirudam. Tadaru, daru, dittariram. E devi spingere il pedon se vuoi cercare di sopravvivere. Tararara. Tuntatum, tuntatum, tarararirarin-tarira. Se spingi giochiamo, noi oggi sei. Forte, forte questo alfiere. Sì, canta un altro po', Christian, che perdi per il tempo, così ci piace. Quando perdi per il tempo sei proprio il migliore. Ah, ho capito il giochino che vuoi fare, ma non ti riuscirà. Se metti re qui, esatto. Non ti riuscirà il giochino, non ti riuscirà. Tempo, questa la perdo per il tempo. Paraponzi, ponzi, pon. Tararira di tarira di tarira da da tarira da 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 di da da di da da du da da di da. Tararararira, o 17 secondi, tararira, sono diventati 15 tittarira, 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 c'è niente da ridere, c'è solo da piangere, come diceva il grandissimo supremo. Ok, su questa spinta de pejon, su questa spinta de pejon, va bene, grazie per questa mossa. Io so che in fondo sei una brava persona, ah sì, adesso mi diverto. Allora facciamo no, che cosa sto facendo? No, che perché è così divertente giocare in pre-move, ragazzi? Qui SOS. Abbiamo l'esigenza di un'altra donna. Abbiamo l'esigenza di un'altra donna. 3 secondi. 3 secondi. Facciamo un bel matto ignorante di questo tipo qui. E vinciamo. Sudatissima. No, che cosa sto giocando? È giusto? Ok, è giusto. Mamma mia! Sudatona! Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Posso dirlo ancora, Sudatona. Andiamo. Siamo cattivissimi. Cavallo F6 di premove.
Ok, mi sembra assolutamente corretta questa tua giocata, anche se un po', non so come dire, un po' rischiosa da parte tua. Il fioretto qui mi viene voglia di fare questa. Se catturi faccio un pre-move di pedone. Errore madornale. Errore madornale. Purtroppo ragazzi la difesa Lekin è piena di trappole e ora ne pagherai le conseguenze. Ne pagherai a pieno le conseguenze perché tu pensi ora di essere riuscito ad uscire da questo tunnel, ma io adesso ti catturerò e poi ti catturerò questo. È piena di trabocchetti, bisogna conoscere, bisogna studiare, perché se poi non si studiano gli scacchi, ragazzi, uno poi dice, ah, sono uscito male dall'apertura, ma non capisco come. Capito? Premovone. 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 Mamma mia. Mamma mia. E l'unica è catturare su C6. Non ce n'è. Catturare su C6. Se catturi su C6, allora forse tu te la caverai. Catturare, non volere, allora è meglio scacco, quindi sono costretto a catturare. Ah, ma proprio sei così sgarzolo? Io adesso c'ho lo scacco e ti faccio, te ne catturo uno dei due. Te ne catturo uno dei due e ti voglio catturare questo. Vediamo se c'è qualche controindicazione. Cattura qui. Credo di no. Credo che sia tutto liscio come l'oro. Ok, giustamente mi sembra la mossa corretta. Adesso dobbiamo anche... Ok. Se io giocassi una bella E6, così, per dire, no? Sarebbe cosa buona e giusta per far uscire questo alfiere da qualche parte. Bravissimo, io lo sapevo che tu l'avresti giocata, ma faceva tutta parte di un lungo piano, perché adesso insieme al grande potere della donna, no, in realtà è meglio c'è questa. Su questa posso giocare questa, donna qui, torre C8, va bene. Hai voluto perdere un pezzo e adesso perché ce la devi avere su con me? Che ti ho fatto di male? Ti ho picchiato da piccolo? No, non ti ho fatto nulla di tutto ciò. Sapevo che c'era questa. Ma adesso, amico Fritz, adesso lui che cosa giocherà? Giocherà un torre qui, così, completamente a gratis. Ok. Bene ragazzi, ci fermiamo su questi 1260. Continuiamo la prossima volta la nostra scalata al milione. Ah no, scusate, ho sbagliato trasmissione. A presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!